Nella sfida tra Cuneo e Firenze l'imperativo era ritrovare la vittoria. Valeva per entrambe e lo ha fatto Cuneo, costruendo una partita sulla necessità virtù e sugli errori di Firenze. Perché ne commette tanti di errori la formazione biancoceleste, non riuscendo mai a trovare il bandolo di una matassa evidentemente ancora troppo confusa e ingarbugliata. Non si chiedeva al neotecnico della squadra un'inversione di marcia immediata, ma certo è che quanto visto oggi non può soddisfare Cervellin. Troppo presto per giudicare la scelta sull'allenatore, però rischia di avvicinarsi quel momento in cui sarà troppo tardi per risollevare la stagione. Per le ospiti i problemi sono evidenti, infatti. La correlazione muro-difesa traballa spesso e volentieri e la ricezione soffre eccessivamente le battute forzate, portando così parecchi punti a Cuneo, diretti o indiretti, senza poter nemmeno giocarsi il punto. Non meglio sull'altro versante, però. Una marea agli errori al servizio e l'attacco viaggia a targhe alterne, tra Nuakalor e Fechi, mai davvero in palla. 2 set filati lisci allora per le piemontesi, a cui peraltro sembra venire tutto benissimo. Cambi riesce a coinvolgere parecchio anche le centrali e lo dimostrano i 13 punti in 2 di Zambelli e Candi, efficacissime. Ma è in generale l'attacco che funziona, davvero a meraviglia. I soliti punti di Markovic, l'imprescindibile Lisvanek e una buona partita di Ungureanu, obbligatoriamente in campo vista l'assenza di Madison Rigdon, ma capace di sopperire le mancanze in ricezione con un buon apporto offensivo. Insomma, un epilogo scritto che viene solo confermato nel finale del terzo set. Le fiorentine passano avanti, lottano punto a punto, ma poi mollano sul più bello, non riuscendo a portarsi a casa nemmeno un parziale. Allora, in posizione casalinga, netta per la Bosca San Bernardo, che torna alla vittoria dopo gli ultimi dolorosi KO e ritrova punti fondamentali nella corsa salvezza, prima di far visita a Conegliano, proprio nella Tana del Lupo. Il Bisonte esce ancora una volta con un pugno di mosche in mano, davvero troppe nell'ultimo periodo per pensare ad una post-season.